Allora, Presidente, tanto noi stavamo chiacchierando fuori onda della consapevolezza che esiste nelle persone, che è più una perdita, anzi una catastrofe familiare, le persone che si sono mangiate la casa, hanno mangiato quella che poteva essere un eventuale lascito ai figli e quant'altro con il gioco, ne sono consapevoli, come è consapevole il fumatore che fuma fa male uccide, c'è scritto in grande così sulle sigarette, ma questo non serve, non basta. Che cosa può essere di aiuto? No, Perché adesso, al di là delle persone anziane che lo diciamo, tutto quel che si vuole, il gioco online coinvolge i ragazzini, proprio giovanissimi peraltro, che vengono adescati, allettati in vario modo sì. e all'insaputa molte volte degli stessi genitori si trovano tra di loro e poi vanno avanti in questo modo qui, con il poker, per dirti che è anche tanto di moda, eccetera, altri Noi giochi. siamo convinti che i pericoli e soprattutto i rischi stanno alzando l'asticella. Ecco perché abbiamo due proposte da fare a chi e opera in termini regolamentari, cioè allo Stato. Come per il fumo vorremmo evitare di dire il fumo uccide perché tanto non mette paura a nessuno, ormai è chiara la cosa, e metterci invece tu allo Stato dai 3 euro in più comprando questo pacchetto di sigarette o questa cosa. Così sul gioco noi chiediamo e stiamo chiedendo con forza agli uffici pubblici su tutte le cartelle turista per caso 10.000 euro diventerai ricco il milionario, di metterci le percentuali di vincita che a nostro avviso sono zero. Cioè l'utente deve No, essere non messo in succederà condizione di mai. scegliere, di essere consapevole, sapendo che i soldi che sta investendo sono buttati dalla finestra e con percentuali ben precise. Questo deve essere scritto, no il gioco fa male, è una presa in giro che nessuno guarda o pochissimi guardano, non voglio essere drastico e tranciare, però questo dato, l'informazione è corretta da parte almeno dello Stato biscazziere, che la possibilità di vittoria o è 0 o è l'1%. A nostro avviso questo sistema di disincentivo-incentivo nei confronti del pubblico rappresenta e deve rappresentare una consapevolezza per il singolo che in quei momenti, mentre sceglie, è solo o è in compagnia di altri suoi disgraziati colleghi. Assolutamente. I messaggi continuano comunque ad arrivare, nel senso che c'è una Sì, complicità importante da parte dello Stato. Ah beh, e tra l'altro anche bene. il fatto, per carità, che può lasciare però perplessi, cioè le pubblicità che vengono fatte di questi sistemi di gioco, eccetera, anche sui giornali tranquillamente. Insomma, è un po' un avvallare Io questo, penso no? che ogni tanto sto guardando i messaggi che arrivano e il Presidente sta ripetendo, ha ripetuto 4 volte, ha detto Stato biscazziere e questo è un dato di fatto. Però alla fine poi lo Stato siamo noi, questi dovremmo cercare anche di cercare di medesimarci. Noi abbiamo 40 anni di monopolio del tabacco in Italia. Mai no. No, no, abbiamo un'esperienza di 40 anni del monopolio del tabacco. Adesso non c'è più. Adesso è rimasto il monopolio, ci siamo trasformati nel monopolio del gioco. Forse rende di più. No, appunto, Elena, hai capito. Allora, io penso che sia anche una questione di guadagni, no? Di quantità di guadagni. Allora, è facile avere scritto per 10 anni il fumo uccide, il fumo fa male, muori, stramori, eccetera. Dato dello IOV di oggi, così andiamo a cercarci le cose, così i telespettatori capiscono quali sono le realtà di oggi. Risultati dello IOV di Padova, no? Terzo centro di eccellenza in Italia. Stamattina guardo il comunicato stampa e ci dice che stanno aumentando i tumori ai polmoni, causati chiaramente il fumo, penso che sia una causa principale dei tumori ai polmoni, tra le donne Certo. rispetto agli uomini, perché stanno diminuendo gli uomini che fumano e stanno aumentando le donne che fumano. Lo dice Sì, cioè sì, l'istituto oncologico l'Istituto di Veneti. Statistica. Questo per far capire, no, che quando gli interessi, no, superano anche qualsiasi morale, perché qua stiamo parlando, andiamo negli interessi. Allora, per la mafia poteva essere la droga, adesso potrà diventare il Certo. gioco, domani diventerà la finanza. Queste sono le vere emergenze. Assolutamente, un attimo solo. Pronto? Buongiorno. Sì, sì, buongiorno, prego, dica. Adesso dico subito, quelli che i signori sostenevano che non vogliono essere aiutati. Non è vero che non vogliono essere aiutati, se ne fregano tutti invece, anche se vedono qualcuno che sta giocando e che ha bisogno di aiuto, se ne fregano perché
perché non so, perché siamo così noi. Un'altra cosa volevo dire, vorrei chiedere a loro signori se mai sono entrati in un bar e non sono stati tentati di buttare 2 euro nella macchinetta. Comunque un'altra cosa, è lo Stato, dovrebbero tirarle via tutte, ma chi ci guadagna è anche il gestore, perché dovrebbero fare dei controlli molto più accurati, perché il gestore quando conosce bene le macchinette, quel sistema, e quando sono piene che qualcuno potrebbe prendere qualcosa, lo lasciano chiuso, e allora invece dovrebbero essere aperti a tutti quanti, no? Perché ho visto con i miei occhi che il gestore cioè va a giocare quando non c'è più nessuno, è tutta una truffa. Io le dico la sincera verità, io sono una persona che gioca e non gioco più di tanto, però gioco nel vero senso della parola, e questo voglio dire. Poi mi sono messa anche in terapia, ma la terapia, vai da uno psicologo, uno psicoterapeuta, te ne vogliono 100 di euro per poter, poi non si risolve più di quel tanto. Questo è un appello che faccio. Ha ragione, signora. A molte persone è una cosa vergognosa, dove se devi pagare per poter essere aiutata. Grazie. Ecco, dico solo questo, grazie. Grazie signora veramente della sua testimonianza. La signora ha detto delle cose importantissime. Come no? Allora, prima che forse, ed è anche vero, è vero, perché tu quando vedi le persone giocare non ti sogni di andarle a disturbare, a interrompere, men che meno il gestore del locale, che sarebbe quella persona che è autorizzata. E quindi restano lì, un po' perché magari uno in soggezione, andare a fermare, oddio, magari ti arriva anche uno sberlone oppure un insulto, però di fatto magari dentro di sé una persona dice aiutami, dammi una mano. Chi ti può aiutare però costa, cioè magari sì, ci può essere la provincia di Pinco Pallino che ti dà una mano, però il percorso ha un costo e per queste persone è oneroso. Noi stiamo vedendo che qua. stanno attrezzando anche i SERT che prima servivano, oggi ancora continuano a servire per droga e per alcol, e diventano anche uno strumento. Mi pare, se non sbaglio, l'USL di Treviso deve aver organizzato qualcosa perché gli operatori si occupino anche e non fa spendere soldi a questi che già sono danneggiati anche della patologia da gioco. Noi diciamo che in questo momento è il fenomeno più eclatante e va incentivato questa attenzione, quindi giustamente la signora dice non lasciatemi sola, datemi una speranza. Noi diciamo il fisco deve aiutare il gestore a dire ti liberi di questo meccanismo che sta diventando un meccanismo che sta uscendo dai controlli, che noi sappiamo per certo che chi gestisce il giro fuori dal controllo pubblico sono associazioni malavitose che hanno la sede o a Malta o nei paradisi fiscali. Questo è un dato di fatto che sta emergendo. Ma diciamo anche un'altra cosa al pubblico: eticamente non è possibile che lo Stato tenda ad arricchirsi o quantomeno a guadagnare attraverso un meccanismo che è quello del gioco, in un momento in cui le famiglie vengono pesantemente tartassate dal fisco, dalle tasse, c'è gente che perde il lavoro e noi facciamo finta di nulla e continuiamo a dire questa è una società del ben vivere, andiamo avanti e ci giriamo. Non è più possibile. L'etica deve far dire allo Stato: chi elimina questo percorso che è tossico oggettivamente va aiutato, e il singolo e chi gestisce questo percorso. Non deve esserci lo Stato che si gira dall'altra parte. Avremo milioni di problemi come paese, ma una società sana deve pensare all'individuo più debole. Questo è un dato di fatto che proprio nei momenti di crisi deve far capire, come diceva la signora, non mi sento sola, lo Stato mi è vicino, quei 100 euro che ho risparmiato non li posso spendere o non sprecare. Perché poi non bastano e soprattutto non sono sufficienti. Assolutamente. Siamo in chiusura, Presidente. Diamo dei suggerimenti concreti. Se ci sono dei centri, se voi state facendo un progetto, che cosa diamo delle indicazioni per risolvere, insomma. Io prendo proprio a prestito le ultime frasi del Presidente Santini per dire: allora, nessuno ha in mano la sfera di cristallo, però ci sono 3 cose che dico veloci. La prima, no? La signora ha detto: vorrei lor signori sapere se non hanno avuto la tentazione entrando nel bar di mettere, non so neanche se mette gettoni o soldi, non lo so neanche, vede signora?
questo lo devo imparare, gettoni mi hanno detto. I gettoni, di mettere un gettone dentro, perché in quel momento provi a pensare lei tutto quello che ha detto dopo, cioè lei ha finanziato le mafie, ha depauperato se stessa della possibilità di essere anche aiutata, perché quelli sono soldi che non vanno allo Stato per poter poi dopo riportare i soldi indietro e aiutare la gente, primo. E seconda cosa, sta facendo solamente il gioco di qualcun altro. Forse è questa l'idea per cui io oggi sono qua. Cioè, se io gioco in quel modo là, io sto aiutando il gioco di qualcun altro, è un gioco di parole. Però è questo. L'ultima cosa che dico, che nel Veneto già da 2 anni si è attivato anche, se ridiamo perché vediamo un attimo le cose, l'Italia è terra di nessuno, si è attivato nel Veneto 2 centri di ascolto, uno anche nel Trevigiano per le ludopatie, avevi ragione, ma ci stiamo cercando di attivare per dire a queste associazioni dei consumatori, quelle che sono riconosciute nel CRCU, l'assessore ha detto, bene, che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo operare a livello di territorio, ogni associazione, per questo le associazioni a livello provinciale, quindi nei comuni, nei piccoli comuni eccetera, ricordatevi che sono i piccoli comuni quelli dove c'è il gioco più attivo, per poter riuscire a penetrare il fenomeno e cercare di combatterlo alle radici, e alle radici il fenomeno si combatte cercando di evitare tutte quelle che sono sia le derive da parte dello Stato, diciamo, verso un guadagno improprio, e sia anche le derive che sono quelle delle persone che stiamo finanziando, delle mafie e di tutte quelle persone, che sia Libera, che Don Ciotti, tutti quanti, denunciano da anni. Tutti denunciano. Per cui questo è il consiglio. Giocando stiamo facendo il gioco di altre persone che poi dopo non ci restituiranno niente di quello che abbiamo lasciato. Quindi assumersi anche una responsabilità. Certo, siamo tutti responsabili nello Stato, non solamente chi le fasce più deboli, quelle più forti in un certo modo, ma anche le fasce più deboli devono capire che stanno finanziando un sistema veramente abominevole. No, ma queste parole sono sacrosante, poi ci aprirebbero dei capitoli su altri temi che non abbiamo avuto modo di affrontare, magari io volentieri le reinvito, come reinvito anche il Presidente regionale qui in trasmissione, perché c'è interesse da parte dei telespettatori, però un monito deve essere fatto appunto anche a chi ci segue, che magari è vittima di questo, si ritiene vittima anche di un sistema che senza dubbio è perverso ed è contagioso e ti blocca, eccetera. Però se ognuno nel suo piccolo, in qualsiasi campo, dico, alzasse la voce, alzasse la testa, quindi con dignità, e facesse il suo gioco, ovvero protestasse, non giocasse perché pensa cosa ci sta dietro, non cadesse in questi tranelli che sono proprio veri e propri tranelli che ti gratificano ma nel contempo creano un sistema nel quale tu diventi vittima e poi artefice del tuo destino, qualcosa cambierebbe nel nostro paese. Io prima anche ero un po' così rattristata perché questa sera ci sarà una trasmissione in diretta di politica eccetera, ho invitato diversi imprenditori, venite, raccontate le vostre storie, come la scorsa settimana ho detto ai lavoratori che avevano perso il lavoro, venite in trasmissione, raccontate le vostre storie. Certo. Questa settimana tra tutti i lavoratori ne è venuta solo una signora. Io dico, e questo oggi non so quanti imprenditori aderiranno perché hanno paura di denunciare, di fare, ma insomma, se quando viene data l'opportunità, e non certo verrà data a Rai o a Mediaset, che non credo ci pensino o lo fanno con altri, di partecipare, di far sentire la propria voce. Io adesso invito i telespettatori, chi di voi avesse dei problemi di qualsivoglia genere, siccome noi abbiamo la possibilità di contattare chi può dare una mano e non spagando ogni volta 100 euro lo psicologo, ma magari creando le associazioni di consumatori, per esempio, voi altre entità, associazioni di no profit, volontariato, ne abbiamo parlato tutta sta settimana, si vogliono organizzare, creare delle strutture dove però ci sia la manifestazione di un bisogno. Scriveteci a questo punto, TV7 con voi, @triveneta.tv, gruppo tv7.com, comunque i nostri indirizzi ci sono sempre, continuamente passano, e approfittatene di queste opportunità che vi vengono date dal nostro gruppo televisivo. Io vi devo lasciare perché stiamo chiudendo. Grazie, devo fare una Elena. battuta. L'ultima battuta era quella: cerchiamo in ogni caso di ricordare che se mettiamo quel gettone dentro la macchinetta segna la prima sconfitta, e se il giorno che io metterò il gettone nella macchinetta vorrà dire che non avrò capito ancora qual è il messaggio che vogliamo portare, quello di dire che non fare il gioco degli altri giocando.
Non fare il gioco degli altri, beh, bene questo. Grazie. Grazie a lei e soprattutto alla televisione che con questa informazione forma anche e dà la possibilità ai soggetti più deboli di riscattare la propria dignità e l'affetto dei cari. E di riflettere appunto sul senso della propria esistenza. Grazie a entrambi i presidenti e grazie a voi di averci seguito e aver partecipato. Ci vediamo questa sera alle 21. Grazie. Grazie a te, Elena.